possiamo guardarti negli occhi e noi vogliamo guardarti negli occhi. Piero Cuschiavo quando va a Lonigo va al Marcà e ciapa la signora Maria che dice signora come sia, posso fare qualcosa? Questo è quello che vogliamo da Fratelli d'Italia. Gio Formaggio indica la strada. La giunta di Albettone nel weekend ha seguito il suo ex sindaco sceriffo, oggi consigliere regionale, ed è entrata in Fratelli d'Italia. Tutto è avvenuto davanti al coordinatore veneto Luca De Carlo, che scommette su un partito che scenda sulle strade, nelle piazze. Noi siamo un partito di strada, un partito da strada e che vuole riappropriarsi di quelle piazze che magari per tanto tempo abbiamo lasciato ad altri. Oggi è evidente che tanta gente ci trova attrattivi, ma ci trova attrattivi proprio per questo, perché noi non abbiamo mai lasciato la nostra dimensione locale, anche se ci siamo un po' più ingranditi e pensiamo un po' in grande. Pensare in grande rimanendo ben radicati sul territorio. È per questo che nell'occasione è stato inaugurato il Circolo dell'Area Berica con una nuova sede a Noventa Vicentina. Un circolo Area Berica è un contenitore che andrà a contenere tutti i circoli dei vari comuni dell'Area Berica. È una cosa importante perché veramente dobbiamo riuscire a fare massa critica per colmare il gap che c'è con Vicenza e con i comuni dell'Alto Vicentino. L'area Berica infatti non la chiamo più Basso Vicentino, ma è Area Berica e quindi questo circolo sarà un importante strumento politico per aiutare questi territori.